I beneficiari del reddito di cittadinanza lavoreranno in diversi progetti approvati ad Agrigento. Appello degli abitanti del quartiere di Fontanelle al sindaco di Agrigento. I muri stanno crollando. Erosione a Bovola, denuncia di Mare Amico. Ma anche il personale, la Regione richiama i pensionati, una polemica dietro l'altra e in un ente che non riesce ad avere un rapporto sereno con il proprio personale. Il prossimo 27 gennaio sarà la giornata della memoria. Gli artisti agrigentini insieme per non dimenticare TVA trasmetterà l'iniziativa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione ad Agrigento. I 250 percettori del reddito di cittadinanza lavoreranno per la comunità, dovranno prestare la loro opera lavorativa in cambio del beneficio ricevuto e nella città dei Templi in arrivo anche altri bonus spesa. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Chi usufruisce del reddito di cittadinanza dovrà prestare la sua opera lavorativa in cambio del beneficio ricevuto. I beneficiari del reddito di cittadinanza possono così, in cambio del sostegno economico ricevuto, prestare un'attività lavorativa in favore della comunità alla quale appartengono. Anche il Comune di Agrigento si è attivato in questo senso rendendoli operativi. Con una interlocuzione con l'assessorato regionale al lavoro d'intesa con il dirigente generale dei servizi sociali Gaetano Di Giovanni hanno sbloccato la situazione. Così sono stati elaborati dei progetti che coinvolgono gli assessorati del Comune di Agrigento approvati dalla Giunta Miccichè. Sostanzialmente la questione è semplice, noi abbiamo attivato con delibera di Giunta, abbiamo chiesto al dirigente di fare questo con atto di indirizzo ben preciso, l'attivazione dei PUC, che sono progetti di pubblica utilità, che sono delle situazioni che comunque erano obbligatorie rispetto alla nascita del reddito di cittadinanza stesso, che comunque prevedeva già nel lontano 2019 alcune iniziative che doveva mettere in campo il Comune per far sì che si attivasse progetti di pubblica utilità proprio, in modo tale che i soggetti percettori di reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Agrigento potessero, attraverso questa prestazione gratuita da offrire al Comune tramite diciamo, l'indennizzo del reddito di cittadinanza, comunque offrire proprio questo servizio e dare così alla città l'opportunità di avere diciamo, una serie di azioni che potessero portare alla risoluzione di problematiche. Mi riferisco a quello che potrebbe essere la pulizia generale, al verde pubblico, al decoro urbano, comunque iniziative che insieme al dottore Vaccaro abbiamo messo in campo con dei progetti ben precisi, presentati con delibera di Giunta e che a breve dovrebbero ricevere poi l'ok da parte della Regione e far sì che attiviamo il prima possibile questa possibilità e opportunità, non solo per la città ma anche per coloro che sono percettori del reddito di cittadinanza, perché si restituisce dignità a soggetti che in un certo senso hanno e ottengono un beneficio, una prestazione da parte dello Stato e quindi si rendono proprio utili per la città e per il contesto cittadino. Avete fatto una stima di quanto saranno i fruitori di questo servizio? Allora, sostanzialmente noi abbiamo fatto progetti per circa 250 persone. Noi nel tessuto sociale cittadino parliamo di numeri molto ben più alti, perché ad Agrigento città e nelle frazioni parliamo di numeri circa di 2000 percettori di reddito di cittadinanza. Ovviamente i progetti che devono passare da un vaglio di accoglimento da parte di quello che poi è il finanziamento destinato ai PUC è disciplinato da quelle che sono le dinamiche anche distrettuali, cioè tutti i comuni che fanno parte del distretto sociosanitario che hanno presentato progetti, e quindi lì, una volta definito il totale dei progetti stessi presentati da tutti i comuni, ogni comune potrà usufruire di determinati progetti. È ovvio che non ci fermeremo qui, cercheremo di dare sempre più possibile spinta a questo tipo di iniziative, perché sono delle iniziative che vanno nell'interesse collettivo della città, ma ripeto, sono delle iniziative che restituiscono dignità ai soggetti che sono percettori del reddito di cittadinanza. Assessore, abbiamo notizia di una difficoltà da parte delle amministrazioni pubbliche in Sicilia a spendere il bonus spesa. I cavilli procedurali sarebbero tanti, insomma questo bloccherebbe l'erogazione verso quella gente che ne ha bisogno. Ad Agrigento com'è la situazione?
Allora, la situazione è molto semplice. Dal mio insediamento avevo trovato una situazione di stallo. Fortunatamente abbiamo attivato immediatamente gli uffici dei servizi sociali, a cui va il mio ringraziamento, e abbiamo erogato attraverso delle iniziative di buoni spesa regionali prima e delle altre iniziative del terzo pilastro dopo, abbiamo erogato quasi 300.000 euro di buoni spesa. Questi cavilli burocratici che in un certo senso ostruiscono l'erogazione e quindi la distribuzione dei buoni spesa, tramite un'interlocuzione costruttiva avuto con lo stesso lato regionale proprio nei giorni festivi del Natale, mi ha consentito e ha consentito agli uffici di avere delle idee maggiormente più chiare attraverso delle webinar che hanno dettagliato quelli che erano gli ostacoli e le problematiche, e credo che supereremo questi ostacoli. Noi, voglio ribadire e mettere a conoscenza la città che abbiamo erogato buoni spesa per circa 250.000 euro, un'ulteriore somma di 100.000 euro circa verrà erogata a giorni a tutti coloro che avevano presentato l'istanza ma che non avevano ricevuto il beneficio proprio a causa di questi cavilli burocratici. Stiamo facendo il riesame delle pratiche e a giorni anche loro riceveranno questo beneficio del buono spesa, e poi una volta rendicontata la spesa chiederemo alla Regione Sicilia l'ulteriore somma che spetta ad Agrigento, sono circa 800.000 euro, e anche lì andremo a fare delle convenzioni con i tabacchi e con diciamo così, le attività autorizzate per il pagamento delle bollette, quindi comprendete bene che anche questo potrebbe diventare un'importante risposta. Ma non ci fermiamo qua, perché abbiamo ricevuto in questi giorni un'ulteriore somma da parte del Governo nazionale, sempre legata all'emergenza Covid-19, di 440.000 euro, e stiamo già lavorando ad un nuovo avviso per la distribuzione di quest'altro troncone di buoni spesa. È ovvio che è tutto un work in progress, stiamo attenzionando questa situazione perché siamo in emergenza, in pandemia, e quindi vogliamo essere sempre più vicini ai soggetti bisognosi e alle famiglie che veramente in questo momento stanno soffrendo questa difficoltà. A conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione a carico dell'ex assessore comunale di Naro, Francesco Lisicchia, 51 anni. A Lisicchia la Procura di Agrigento contesta di aver esercitato pressioni sull'imprenditore di Gela, Giuseppe Romano, titolare dell'appalto della nettezza urbana a Naro, per indurlo a stipulare un contratto di vigilanza con una società del Palermitano, di cui lo stesso Lisicchia è stato dipendente e responsabile di zona. L'ex assessore risponde di tentata induzione indebita a dare o promettere altre utilità. Appello al sindaco di Agrigento, Franco Micciche, degli abitanti di Fontanelle. I muri stanno crollando. Eugenio Caironi. Convivere con i muri cadenti. Succede nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Una pesante eredità lasciata dalla precedente amministrazione comunale, questa dei muri in procinto di Franare. C'è una strada in particolare caratterizzata dalla pericolosità dei muri di contenimento, un attentato per l'incolumità dei cittadini. È la via Alessio Di Giovanni, una via centrale dove hanno sede le scuole e la chiesa, e dove alcuni muri vengono sostenuti, si fa per dire, da alcune travi in legno, con la vegetazione che nasconde il marciapiede. Una situazione incresciosa che dà la misura dell'abbandono in cui la zona è stata lasciata dalle varie amministrazioni comunali e in particolare da quella guidata dal sindaco Firetto. La situazione dei muri, diventati pericolosi ruderi, costituisce il rischio maggiore che si corre percorrendo la via di Giovanni, dove tra l'altro è scomparsa la segnaletica orizzontale. Se non è degrado, poco ci manca. Da qui l'attesa degli abitanti che hanno posto la fiducia nella persona del nuovo sindaco di Agrigento. Ed è a Franco Micciche che Fontanelle chiede di recuperare il tempo perduto e dare finalmente le risposte, risolvendo problemi anche semplici come potrebbe essere la messa in sicurezza dei muri. Gli abitanti di Fontanelle non vogliono insomma vivere alla giornata, ma vogliono poter vivere in un luogo civile. L'erosione costiera continua a tenere in ostaggio le coste dell'Agrigentino. Dopo i danni tantissimi causati alla spiaggia di Eracleaminoa, ora tocca al boschetto di Bovo Marina. A segnalare l'accaduto è l'associazione ambientalista di Agrigento Mare Amico. Dopo aver assistito alla scomparsa della splendida spiaggia di Eracleaminoa, che attende ancora i lavori programmati dalla regione siciliana, l'erosione costiera ha fatto sparire metri di spiaggia, di boschetto e di dune costiere nella zona di Bovo Marina. Le recenti mareggiate
state, dice Maria Amico, hanno anche parzialmente distrutto alcuni chioschi presenti in zona, una situazione che preoccupa e non poco. Manca il personale, la Regione richiama i pensionati, una polemica dietro l'altra in un ente che non riesce ad avere un rapporto sereno con il proprio personale. C'è il servizio. La Regione a corto di personale richiama in servizio i funzionari pensionati e i sindacati salgono sulle barricate chiedendo di emettere atti di interpello per coprire tutte le postazioni dirigenziali vacanti e revocare gli inopportuni incarichi conferiti al personale in quiescenza, che tra l'altro sembrano contrari alla legge. Nella Regione, che attende il ritorno ai concorsi, un pacchetto che Marco Zambuto ha ereditato da Bernadette Grasso e sul quale il neoassessore agli enti locali sta finendo gli ultimi dettagli prima di pubblicare il bando, scoppia lo scontro sulla coperta troppo corta. Al Dipartimento Lavoro, infatti, l'obiettivo di rendimento 2020 non è stato centrato e dunque non arriverà nessun premio di produttività. E i sindacati, che già contestavano l'eccessivo numero di dirigenti andati in pensione e attribuivano a questo fattore il cattivo risultato, adesso sono sul piede di guerra. Sullo sfondo in realtà ci sono altre due polemiche. Una riguarda l'accordo Spalma di Savanzo che la Giunta Musumeci ha siglato con il governo Conte. Fra gli altri punti, la Regione si è impegnata a bloccare il turnover dei dirigenti e il salario accessorio per chi è in smart working, cioè in questo momento la quasi totalità del personale, con una riduzione del bonus pari a 10 milioni. L'altro argomento di scontro è l'imminenza dei concorsi. Le due selezioni per oltre 1.300 assunzioni però incontrano diverse resistenze in ambito sindacale, con le organizzazioni dei lavoratori che chiedono che siano prima riconosciute le mansioni superiori svolte già adesso dai dipendenti. E si aggiunge l'assenza di competenze informatiche. Questa è una delle accuse mosse dal presidente della regione Nello Musumeci al personale nelle sfuriate antifannulloni. Una polemica insomma dietro l'altra in una regione che non riesce ad avere un rapporto sereno con il proprio personale e che adesso lo richiama anche in servizio dopo la pensione. 600 panetti di hashish ritrovati sul litorale messinese. Negli ultimi mesi casi analoghi si sono registrati nell'Agrigentino e nel Trapanese. C'è il servizio. Ben 30 kg di hashish sono stati rinvenuti abbandonati sul litorale del comune di Torrenova. La sostanza stupefacente, suddivisa in 600 panetti, avrebbe fruttato circa 300.000 euro. A segnalare la presenza di strani involucri, abbandonati sulla sabbia del litorale della cittadina tirrenica, è stato un passante. Dopo la telefonata al numero 117 della Guardia di Finanza, le fiamme gialle si sono recate sul posto. Dopo un attento esame, le fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata di Militello hanno accertato che quei pacchetti, avvolti con molta cura, con del celofan marrone, nascondessero al loro interno una grande quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Non è il primo caso di ritrovamento di droga sulle coste siciliane negli ultimi mesi. Le segnalazioni si susseguono in più punti, da Agrigento a Trapani, a più località della provincia di Messina. La droga non si esclude, anche a seguito delle burrascose condizioni meteo-marine degli ultimi giorni, si ritiene sia stata verosimilmente sospinta verso la costa da forti correnti. Per la quantità della droga, ben 30 kg, il ritrovamento è uno dei più consistenti degli ultimi anni avvenuti nella provincia di Messina. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Patti. Nell'immediatezza sono state avviate mirate attività di perlustrazione della zona, a cura dei reparti del gruppo della Guardia di Finanza di Milazzo, operanti sulla zona costiera tirrenica, nonché delle unità aeree e navali del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, al fine di verificare l'eventuale presenza di altre sostanze stupefacenti abbandonate nella medesima area geografica. I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di 22 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, denominata Concordia dall'omonima via cittadina, dove si sono principalmente concentrate le indagini, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania,
contemporanea a Piazza Dante ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una fiorente piazza di spaccio radicata nello storico quartiere catanese di San Cristoforo, nonché di sgominare un secondo gruppo criminale specializzato invece nella vendita di stupefacente del tipo cocaina e crack, cocaina in cristalli, a domicilio e su ordinazione, che riforniva in particolare gli ambienti della movida catanese. La droga a domicilio grazie a 2 tassisti e altrettanti corrieri che scooter correvano da una parte all'altra della città per le consegne ad assuntori che comodamente si vedevano recapitare nelle loro abitazioni cocaina e crack. 10 degli indagati sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e pertanto verranno segnalati all'autorità competente per valutare la sospensione del beneficio. L'indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di disarticolare 2 gruppi criminali. Il primo con sede nella via Concordia all'interno del quartiere storico di San Cristoforo, organizzata in una vera e propria associazione che gestiva lo spaccio, la distribuzione ed anche i turni delle vedette. E durante le riprese di questa attività di spaccio è stata anche ripresa una donna coinvolta nell'associazione che raccoglie stupefacente con in braccio un minore in tenera età. L'altro gruppo criminale invece aveva sede in via D'Amico nei pressi della stazione ferroviaria e la cui caratteristica era quella di gestire lo spaccio solo ed esclusivamente a domicilio o su prenotazione. Interessante è anche la figura di 2 tassisti coinvolti nell'indagine che o compravano lo stupefacente da entrambe le piazze di spaccio per poi rivenderlo a prezzo maggiorato all'esterno di locali notturni, oppure addirittura accompagnavano i propri clienti passeggeri per comprare dello stupefacente. A Palermo Cosa Nostra si riorganizza con il racket del cosiddetto caro estinto. Fermati 2 imprenditori. C'è il servizio. Ennesima operazione antimafia, quella portata a termine dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha emesso un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 2 persone ritenute al vertice della famiglia mafiosa di Bolognetta, appartenente al mandamento di Misilmeri. Che letteri di un'altra manna? Di amore, non formare con una cosa. Che è lampantici. Mettere pezzina e affirca. Stanno dicendo come mai non è che facciamo sempre facile, quale accordo, quale cosa c'è un po'. Si tratta di Carlo Salvatore Sclafani, classe 74, e Mario Pecoraro del 75. Le indagini dei militari dell'Arma di Misilmeri, condotte da un pool di magistrati che hanno lavorato sotto la direzione del procuratore aggiunto Salvatore De Luca, hanno consentito di focalizzare l'attenzione su 2 imprenditori, i quali, secondo la pubblica accusa, nel periodo di reggenza di Stefano Polizzi e all'indomani del suo arresto avvenuto il 4 dicembre di 3 anni fa, nell'ambito dell'operazione denominata Cupola 2.0, si sono messi a completa disposizione del capofamiglia e del sodalizio, assumendo un ruolo mafioso centrale nella cittadina di Bolognetta. I 2 indagati si sono anche avvantaggiati dai rapporti instaurati nel tempo con il Salvatore Sciarabba, anch'egli tratto in arresto il 4 dicembre del 2018 nell'ambito della medesima operazione Cupola 2.0, riuscendo ad imporre con metodo mafioso un rigido monopolio sul territorio nel settore delle agenzie funebri e dell'edilizia. Sempre secondo l'impostazione investigativa emersa, peraltro, in funzione delle società riconducibili agli indagati, l'infiltrazione della amministrazione comunale che, condizionata nel suo operato, ha affidato loro commesse pubbliche senza seguire previsti iter amministrativi, in violazione del principio di trasparenza e imparzialità. Nella gestione monopolistica sul territorio delle attività di onoranze funebri, Sclafani e Pecoraro minacciavano anche un altro imprenditore concorrente, il quale veniva intimidito al fine di limitare l'operatività della propria impresa per non danneggiare quella della società legata agli indagati. Inoltre 2 arrestati si attivavano unitamente ad altri concorrenti per redigere documentazione falsa da produrre alla Corte di Appello di Palermo al fine di ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento della società IC Servizi SRL. Adesso già vota e tu non fai modo. Dice che sono il tuo parrapicca, perché se una cognata aveva fatto una zecchettata
Dico, tu stai dicendo ci può sparare, e io appresso. Dico, tu mi stai dicendo per... L'architetto, oggi mangiare a fare la gara. Perché tu... Che lui è trasparente, si spaventa. Successivamente si occupavano di ripulire il corrispettivo di tale falsificazione, riempiegando il denaro nelle proprie attività imprenditoriali. Sequestrate dunque le aziende, conti correnti ed il patrimonio immobiliare delle società per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. A Messina un bambino di 10 anni perde la mano per l'esplosione di una bomba carta. Arrestato il 18enne che gli ha venduto l'ordigno. Vediamo. I poliziotti delle Volanti di Messina hanno arrestato un 18enne ritenuto responsabile dell'incidente che ha portato all'amputazione di una mano di un minore. La polizia lo ha arrestato dopo aver perquisito l'abitazione dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con persone diverse dal genitore convivente. Al 18enne messinese è stato contestato il reato di detenzione di esplosivi dopo il rinvenimento di 2 cosiddette bombe carta, candelotti artigianali a forma cilindrica della circonferenza di 2,5 cm, lunghezza 10 e miccia 2. Le teneva in uno sgabuzzino, nascoste in un piccolo armadio insieme a circa 160 cartucce da caccia del padre del peso complessivo di 7,5 kg. Bombe carta come quella ceduta a un bambino di 10 anni che poche ore prima dell'arresto, a causa dello scoppio della stessa, ha subito l'amputazione della mano destra. È successo nella frazione di Santa Lucia sopra Contesse. Il piccolo è stato trasportato al Policlinico Universitario dove i medici gli hanno prestato le prime cure e disposto l'amputazione di parte della mano destra. Le indagini effettuate hanno evidenziato che il piccolo, dopo l'incidente, avrebbe chiesto aiuto proprio al 18enne che considerava un amico e che già in passato gli avrebbe ceduto altro materiale esplosivo, lasciando evidenti tracce di sangue al suo passaggio. Il 18enne, indagato per lesioni personali colpose gravissime, è stato raggiunto nelle scorse ore dalla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina. Nell'anno più buio per l'intera economia siciliana, le imprese si sono difese abbastanza bene, almeno secondo Unioncamere Sicilia, ovvero l'organo di rappresentanza che comprende tutte le camere di commercio del territorio isolano. Infatti, secondo i dati relativi alla nascita e alla mortalità forniti dall'Ufficio Studi di Unioncamere Sicilia, il saldo del 2020 resta in terreno positivo con più 3.636, numero che si distanzia di pochissimo rispetto al saldo del 2019 su un totale complessivo di imprese di 471.289. Nel 2020 si sono registrate 22.309 iscrizioni e 18.673 cessazioni. La Sicilia è la terza regione con un saldo imprese positivo e si attesta alle spalle di Lazio e Campania e prima di Puglia, Lombardia, Sardegna e Calabria, regioni che fanno registrare i numeri migliori sul fronte della nascita e mortalità delle imprese. Marcello Dell'Utri assolto per il caso dei libri rubati. La Procura di Napoli aveva chiesto 7 anni di carcere per l'ex senatore di Forza Italia. I pubblici ministeri partenopei avevano chiesto la condanna a 7 anni. C'è il servizio. Il video del Parlamento europeo recita: c'è qualcosa di romantico nel viaggiare in treno di notte. Le persone intervistate affermano che rappresenta la nostalgia del passato, che è davvero comodo e hai tempo per leggere o parlare con i compagni di viaggio. Dopo anni di calo di popolarità, i treni notturni ad esempio sono tornati di moda, dando il loro contributo per conseguire la prefissata neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo del Green Deal, continuano dal Parlamento europeo, l'Unione dovrà ridurre il 90% delle emissioni di CO2 nei trasporti ed è qui che il Parlamento ha dichiarato il 2021 l'anno europeo delle ferrovie. Per tutti i 12 mesi a venire si promuoveranno viaggi ferroviari sostenibili, eventi speciali, dibattiti e attività a tema. Il settore trasporto è purtroppo l'unico che non è riuscito a ridurre le emissioni di carbonio del 1990. L'Europa pensa di poter viaggiare di nuovo in treno in futuro, ma in modo migliore e più ecologico. Il trasporto ferroviario, d'altra parte, afferma la stessa Unione, è responsabile di meno dell'1% delle emissioni di gas a effetto serra nella UE. Si vorrà per questo che i passeggeri siano meglio informati sui loro diritti e che le persone anziane e svantaggiate non vengano ignorate. Migliorare altresì l'accesso ai treni e la connettività della rete ferroviaria europea dovrà essere una priorità per gli eurodeputati.
Il 40% dei cittadini dell'Europa vive e lavora vicino a regioni di confine nel contesto dell'Unione. Si lavorerà per collegare queste regioni transfrontaliere, per la promozione e l'ammodernamento delle reti ferroviarie che contribuiranno non soltanto alla transizione verde, ma promuoveranno anche le competenze ingegneristiche. E fin qui tutti bei propositi, ma da europeista convinto, come ho avuto modo di esternare in passate occasioni, cosa ho da essere felice che il 2021 sarà l'anno europeo dedicato alle ferrovie, quando a pochi chilometri da dove sto formulando il pezzo giornalistico assisto ad una tratta ferroviaria, ovvero la Alcamo-Trapani via Milo, chiusa al transito da ben 8 anni e per la quale nel settembre dello scorso anno alcuni della deputazione regionale si sono dati appuntamento presso l'ex stazione turistica di Segesta per sensibilizzare i pertinenti uffici romani. Cosa ho da essere contento io, cittadino del profondo sud dell'Europa, con questo stato dell'arte, se sarà o meno l'anno europeo dedicato alle ferrovie? A tal proposito vi proponiamo un breve estratto del servizio giornalistico realizzato e mandato in onda per quell'occasione. Si attende 12 mesi e questa è una delle grandi storture della burocrazia. Noi oggi siamo qua per manifestare una condizione di disagio della Sicilia occidentale. Non è più soltanto una questione del trapanese o della zona di Alcamo o del palermitano, è una condizione di subalternità a cui viene costretta la Sicilia. Siamo stanchi e vogliamo far sentire la nostra voce con grande garbo, con grande rispetto, ma con altrettanta determinazione. Dopo un anno si comincia a perdere un poco la pazienza e siccome questa è una manifestazione pacifica vogliamo soltanto fare da stimolo, essere interlocutori del governo nazionale perché questo prenda un impegno ad evadere questo parere. Questa è un'opera strategica per la provincia di Trapani. Io non parlo dei 250 milioni di euro circa che vengono appostati con questi lavori, ma parlo dell'incremento del PIL della provincia di Trapani appena questi lavori saranno realizzati. E se entro il 31 di ottobre non avremmo ancora il parere reso, è soltanto un parere e basta. Se lavorano ci vogliono 6 ore per fare il verbale e 2 ore per scrivere il parere. Ecco, diciamo che se entro il 31 di ottobre il Ministero non emanerà il parere, ci rivediamo qua per dire che abbiamo perso un altro mese ancora. Perdere del tempo non può giustificare il rallentamento della crescita di un intero territorio e quest'opera è la crescita di questo territorio assieme ad altre. Per fortuna, dopo quella manifestazione pacifica, il parere romano per il via libera al ripristino è arrivato. C'è voluto l'intervento di 2 assessori isolani, ovvero Marco Falcone e Mimmo Turano, l'uno ai trasporti, l'altro alle attività produttive. E noi qui, nell'anno europeo dedicato alle ferrovie, chiamati a guardare e sperare meglio per il futuro. Trapani chiama, ma il completamento del sogno europeo ci sembra ancora lontano. L'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri è stato assolto a Napoli dall'accusa di peculato. Era imputato per aver ricevuto dall'ex direttore della biblioteca dei Girolamini, Massimo Marino De Caro, ben 14 testi trafugati dal monumento. Il verdetto è stato emesso con la formula perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata letta in aula dai giudici della prima sezione penale presieduta da Francesco Pellecchia, che hanno accolto la tesi sostenuta dagli avvocati Claudio Botti e Francesco Centonse. La PM Antonella Serio aveva chiesto la condanna dell'imputato a 7 anni di reclusione. Sono contento che le ragioni della difesa abbiano trovato ascolto. Questa sentenza mi restaura in buona parte l'anima bibliofila, ma non può purtroppo restituirmi quella integrità fisica e serenità psicologica che mi sono mancate in tanti anni di accuse giudiziarie e mediatiche. Questo è il commento a caldo dell'ex parlamentare, nonché appassionato bibliofilo, ma soprattutto vero stratega della nascita di Forza Italia, che ha aggiunto: questa inchiesta mi ha fatto davvero soffrire più del carcere. La soluzione di oggi per me è molto più importante di quanto si possa pensare.
All'inizio di dicembre Dell'Utri era stato interrogato in aula e aveva sottolineato: quando ero detenuto a Parma nell'ambito del processo per concorso esterno in associazione mafiosa, mi sono stati sequestrati 40.000 volumi, sono stato male per questa cosa, mi ha fatto più danno questo della stessa carcerazione. Siamo molto soddisfatti, hanno invece dichiarato gli avvocati Francesco Centonza e Claudio Botti, legali dell'ex senatore, perché siamo riusciti a dimostrare che con la nomina di De Caro a direttore Dell'Utri non aveva nulla a che fare. L'ex senatore non era a conoscenza della provenienza di quei libri donati da De Caro. L'inchiesta, che nasce a Napoli, ha avuto anche ripercussioni a Milano con il sequestro di 40.000 volumi proprio all'ex senatore, poi restituiti dopo l'archiviazione del procedimento a suo carico, un'indagine che ha appurato la legittima proprietà di quei volumi da parte dello stesso Dell'Utri. L'indagine partenopea a origine dalle dichiarazioni rese dal direttore della biblioteca dei Girolamini, De Caro, il quale riferì di aver consegnato 6 libri all'ex senatore. Raggiunto dalla polizia giudiziaria, Dell'Utri consegnò i 6 libri più altri 7 che aveva catalogato proprio come dono di Massimo Marino De Caro. L'ex direttore della biblioteca è stato già condannato separatamente a 7 anni di reclusione per peculato e già ha scontato la pena. È tuttora in corso un altro processo scaturito da un diverso filone, ma sempre della stessa indagine, dove De Caro è imputato di devastazione e saccheggio. Insomma, quella che era veramente un'indagine incubo per Marcello Dell'Utri finisce adesso nel migliore dei modi. Nicolò Vella, padre del procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, è stato nominato Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A firmare il decreto è stato il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'85enne ha ricevuto la comunicazione direttamente dal Quirinale e l'emozione è stata inevitabilmente fortissima. Si tratta del resto dell'onorificenza più alta prevista dagli ordinamenti di benemerito internazionali. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha scritto una missiva di accompagnamento al decreto di nomina. Nicolò Vella è stato avvocato e assistente universitario di diritto amministrativo del professore Virga a Palermo, ma è stato anche presidente del Coreco della provincia di Trapani e per 3 volte fu sindaco di Mazzara. La primissima volta che indossò la fascia tricolore Vella era giovanissimo, aveva 33 anni e fu nel 1968 durante il terremoto del Belice. Le onorificenze al merito della Repubblica Italiana vengono conferite a chi ha benemerenze verso la nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Il 27 gennaio prossimo sarà la giornata della memoria. Gli artisti agrigentini insieme per non dimenticare. TVA trasmetterà l'iniziativa. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. L'Associazione Concordia, in collaborazione con la nostra emittente TVA sul canale 92, ha realizzato un evento che sarà trasmesso sulle nostre frequenze il giorno 27 alle ore 21 e repliche il giorno 28 alle ore 16 per ricordare la giornata della memoria. La direzione artistica dell'evento è stata curata da Angelo Cinque, la regia da Salvatore Cinque, che insieme agli artisti agrigentini hanno realizzato una produzione cimentandosi nell'iniziativa denominata Insieme per non dimenticare, e ognuno di loro ha dato il suo fattivo contributo. Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento
ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Suona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Lutto nella politica italiana. All'età di 96 anni è morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Partito Comunista, nato a Caltanissetta il 21 marzo 1924. Vediamo. L'ultimo grande siciliano che ha fatto politica nella sinistra in un modo, diciamo, emblematico dei suoi tempi. Però devo dire che Emanuele ha lasciato talmente tanti scritti, talmente tante prese di posizione, è stato così presente nella vita nostra fino a questi giorni, che indubbiamente il suo lascito, come dire, proseguirà nel tempo oltre la sua morte, purtroppo. E quindi dal punto di vista politico quale spunto? Dell'impegno, della passione civile, del perseguimento dei propri ideali, della concentrazione sull'obiettivo che si vuole perseguire. Poi Macaluso è figlio di una terra che si è riscattata con anni di battaglie durissime del popolo, del suo popolo. Parliamo degli zolfatari, parliamo dei contadini, parliamo dei braccianti a seconda delle varie zone della Sicilia. E in questo riscatto lui ha avuto un ruolo determinante, quindi un impegno e una passione nutrita però dalle idee e dalla fede nella questione sociale. I nostri politici, quale messaggio possono prendere da Macaluso? Chi vuole fare politica oggi, giovani soprattutto, che sia al centro non tanto la propria carriera, quanto la questione sociale, che devono guardare attorno a sé, devono avere occhi per vederla.
lui li ha avuti. E parlando del territorio alcamese, cosa ha lasciato? Lui fu sempre presente in quest'area perché riconosceva che in quest'area il Partito Comunista ha avuto un grande ruolo. Scrisse in una presentazione di un libro che io poi ho messo su per ricordare le poesie di mio padre, per esempio, che in quest'area allora, proprio in quel periodo degli anni 60, ci fu una grande presenza di forze democratiche di sinistra, anche grazie all'impegno di questi dirigenti che sostennero poi l'impegno di coloro che stavano sul territorio. Parlo di Agostino Messana, parlo di Ludovico Corrao. Si arrivò a prendere l'80% dei voti, sinistra e cristiani sociali assieme. Lui venne negli anni del 58-60, venne a villeggiare ad Alcamo Marina, che veniva a trovare la mia famiglia, mio padre, perché erano compagni di partito, oltretutto erano anche colleghi al Parlamento siciliano, quindi ci fu questa consuetudine. Io lo ricordo come una persona che aveva un tratto un po' duro, se vuoi, un po' riservato, ecco. E poi era questa cosa che mi colpì moltissimo, che lui non perdeva l'occasione per allontanarsi dal gruppo e coltivare le sue letture. Mi ricordo questa sua presenza in una terrazza assolata, leggeva sempre, approfondiva sempre. Non aveva potuto studiare da giovane, no? da ragazzino, sia per la tubercolosi, sia per le condizioni disagiate della famiglia. Il suo nutrirsi di libri, di conoscenza, fu una spinta così forte che lo portò poi ai vertici del partito e ad avere un ruolo da intellettuale riconosciuto in Italia, non solo in Sicilia. Quale futuro per i miglioristi, per questa ala così importante della sinistra? Finisce tutto con Macaluso oppure continua? Ma ormai i miglioristi come tali non ci sono più in attività nell'attuale Partito Democratico. Ci vorrebbe più riformismo, ci sono sicura che queste idee si faranno sempre strada nella politica. Oggi è un po' priva di grandi interpreti. Ecco, lui è uno degli ultimi grandi interpreti di una politica di sinistra riformista. Però sicuramente ci saranno degli altri che ne verranno fuori. L'associazione Rete Sociale Attiva denuncia le vergognose fila dei siciliani negli uffici postali. Vediamo. Ho ricevuto tantissime proteste da parte dei cittadini che in questo periodo, ma già da dicembre questo avviene, sono costretti a stare in fila per parecchie ore lungo i marciapiedi della città in attesa di poter accedere negli uffici delle poste. E questa è una vergogna che non è più tollerabile, perché considerate che noi abbiamo a che fare con persone anziane, persone che hanno anche problemi di disabilità, che possono avere difficoltà, donne in gravidanza, e sono costrette a rimanere in piedi per ore sui marciapiedi per poter accedere in questi benedetti uffici. Potrebbero potenziare gli uffici con maggior personale, potrebbero allungare le fasce orarie in modo da scaglionare meglio l'utente, in modo che queste persone possano avere un margine maggiore di tempo per poter accedere in questi uffici. Ma altra cosa importante che avviene in parecchi uffici: non esiste nessuna organizzazione che permette di poter creare un turno corretto. Tutto è lasciato alla buona volontà dei cittadini, i quali si attrezzano con dei foglietti di carta e si iscrivono in pseudoelenchi. Questa situazione crea di più delle volte purtroppo incidenti. Basterebbe per esempio mettere il distributore dei bigliettini dei turni all'esterno, se proprio non li vogliono far entrare negli uffici, in modo da poter dare la possibilità a ogni cittadino che viene di poter prendere il turno in maniera corretta, non prima fare la fila con il turno fuori, poi entrare dentro, prendere nuovamente il bigliettino del turno e rimettersi nuovamente a turno per poter finalmente parlare con l'operatore. Tenete conto poi che tutta questa situazione si ripercuote anche sui dipendenti delle poste, perché immaginatevi una persona che è da 3 ore fuori al freddo, visto che per ora tra l'altro abbiamo anche delle temperature abbastanza basse, o magari piove, quindi sotto la pioggia, finalmente dopo 3 ore di fare bile sul marciapiede riesce ad entrare. Questa persona già entra arrabbiata, già entra disposta a fare questioni con chiunque, e chi ne subisce le conseguenze il più delle volte poi è
il dipendente delle poste che sta allo sportello, che è quello che deve fronteggiare l'utente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.